Buonasera e una buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca nera minacciata da due malviventi che le sono entrati in casa con il chiaro intento di rubare. L'episodio sul quale indagano i carabinieri si è verificato a Cassacco. La vittima è una donna di 89 anni. A tu per tu con i ladri, disavventura per un'anziana di 89 anni residente a Cassacco che ieri pomeriggio si è trovata di fronte a due uomini col volto travisato da passamontagna. I malviventi erano riusciti ad entrare nella casa attraverso una porta non chiusa a chiave. L'anziana ad un tratto se li è trovati di fronte. Una scena che difficilmente scorderà e che è riuscita a raccontare questa mattina con lucidità ai carabinieri della stazione di Tricesimo che indagano sull'episodio. La donna è stata minacciata verbalmente dai due. Lei, terrorizzata, è rimasta immobile mentre i ladri hanno cominciato a rovistare in alcuni cassetti senza tuttavia rubare nulla, nonostante la presenza di denaro contante e monili in oro. Probabilmente disturbati da qualcosa o per paura di essere scoperti, i due sono scappati facendo perdere le tracce. Un doppio assalto è fallito nella notte in due supermercati del Pordenonese. La spaccata ha creato più danni ed è stata quella che è stata tentata nel punto vendita Eurospar di Pordenone. Qui i ladri hanno sfondato una vetrata per raggiungere le vicine casse del market, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme dall'arrivo dei vigili notturni. Stessa modalità e medesimo esito per il tentato furto avvenuto poco prima a Sacile al supermercato di Piumaxi. Nel punto vendita di Viale Repubblica i malviventi hanno sfondato un portone scorrevole, ma anche in questo caso si sono dati alla fuga a causa dell'allarme e dell'arrivo dei vigilantes. Non è escluso che ad agire sia stata la medesima banda. Denuncia di essere stata violentata nei bagni pubblici di un locale nel quale lavora Siamo a Gemona del Friuli, ma ritratta tutto e non si sottopone agli accertamenti relativi al protocollo sanitario antistupro. Una barista di 26 anni è stata così denunciata dai carabinieri per calunnia ed ubriachezza. Alle 4:30 di questa mattina i carabinieri erano intervenuti all'esterno del bar dove era stato segnalato un diverbio tra avventori. Era stato identificato un 29enne albanese accusato dalla banconiera di averla violentata poco prima, che aveva opposto resistenza ai militari. È stato arrestato e pure trovato in possesso di un coltello da cucina. Si è conclusa con un accoltellamento la lite tra due minorenni scoppiata ieri sera in via Bertossi a Pordenone. Un sedicenne, per cause che sono in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, è stato raggiunto da alcuni fendenti tra l'ascella e il torace, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il diverbio si è spostato successivamente in piazza 20 settembre, dove era in corso a Pordenone Legge, ma pare che soltanto poche persone si siano accorte dell'accaduto. Nella vicenda sono rimasti coinvolti altri due ragazzini, uno è stato di shock che ha cercato di difendere l'amico, è stato poi condotto all'ospedale. L'altro, il presunto accoltellatore, è stato portato via dalla Polizia di Stato ed è stato denunciato per lesioni personali. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Lignano, in via Casabianca. Per cause che sono al vaglio della polizia locale si sono scontrate un'auto ed una moto. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente della due ruote che è rovinato pesantemente sull'asfalto. Soccorso da personale del 118 è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco. Impegnative le ore della mattinata del primo pomeriggio di oggi per il personale della struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha coordinato numerosi interventi. A Lignano un uomo di 40 anni che stava passeggiando sul lungomare è stato colto da un arresto cardiocircolatorio, è stato immediatamente raggiunto dai soccorritori sanitari, stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, così come un 48enne che sempre a Lignano stava assistendo ad una manifestazione sportiva. Un terzo intervento è stato gestito nell'area dell'Alto Friuli. La persona è stata accolta all'ospedale di Tolmezzo. A Sacile, infine, un uomo di 58 anni ha avuto un malore mentre era in bicicletta ed è caduto a terra. È stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Pordenone. Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri notte all'1:32 a 3 km a ovest di Forni di Sotto. Il movimento tellurico di magnitudo 2,6 si è sviluppato ad una profondità di 8 km. L'evento sismico è stato avvertito da numerosi cittadini, ma come informa il Dipartimento regionale della Protezione Civile non si sono registrati danni a persone o cose. Lo storico impianto siderurgico di Servola, ovvero la Ferriera, chiuso 2 anni fa, dopo 123 di storia industriale e sociale, stasera verrà materialmente cancellato.
Un'esplosione abbatterà le ultime 5 costruzioni, 4 manufatti e un camino ancora in piedi, dopo che la siderurgica triestina di fatto ha smantellato tutto ciò che di ferro c'era nell'area per trasferirlo e riciclarlo negli impianti cremonesi. La ICOP ha fallito il resto ripulendo interamente la zona. Di fatto si può parlare che la cosiddetta area caldo dello stabilimento, quello dove c'erano gli altiforni, l'adiacente area freddo dove c'era il laminatoio, l'acciaieria, resterà in piedi, anzi è previsto un suo sviluppo con l'assunzione di manodopera oltre all'assorbimento degli operai fuoriusciti dalla ferriera e temporaneamente in cassa integrazione in attesa appunto di ricollocamento. Si è tenuto oggi a Gemona il 63° congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. È emerso come FDS Udine contribuisca con 52 donazioni ogni 1000 abitanti rispetto ad una media nazionale di 40 al servizio. AFDS Udine ha contribuito con 52 donazioni di sangue ogni 1000 abitanti rispetto a una media nazionale di 40. I numeri testimoniano, come sottolineato oggi a Gemona durante il congresso provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, che FDS è presente sul territorio con un ottimo lavoro di sensibilizzazione e che la rete trasfusionale risponde mettendo a disposizione un numero di accessi e di servizi adeguato alle richieste dei donatori. Durante il congresso, trasmesso in diretta da Telefriuli, il presidente provinciale di FDS, Roberto Flora, ha auspicato il raggiungimento di risultati migliori. Non nascondo che quest'anno non abbiamo dati positivi, per cui è necessario che tutti ci sentiamo il dovere di rimboccarci le maniche. Per recuperare, soprattutto, il dono ha una forza che nessuno può fermare. Nel dialogo e nelle collaborazioni noi siamo pronti e soprattutto dare speranza a chi soffre. Lo dimostra efficacemente qui a Gemona la ripresa del centro trasfusionale che sembrava dovesse chiudere e invece ora è uno dei più attivi. Tempo di bilancio invece per la 23esima edizione di Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori che si concluderà questa sera a Pordenone. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il direttore Villalta assicura manifestazione riuscita, qualità ben superiore rispetto a qualche diatriba. Direttore, tempo di bilancio ormai di Pordenone Legge, possiamo dire festival più forte di qualche polemica? Sì, il festival è solido, va avanti, abbiamo gli attestati di stima e di entusiasmo addirittura. Dobbiamo vedere la stampa, dobbiamo vedere la comunicazione in genere, cosa ha fatto intorno, cosa sta facendo intorno a questo festival, dobbiamo vedere la quantità di anteprime che le case editrici hanno offerto e che portano qui quello che saranno le letture da qua a Natale come minimo, insomma. Dimentichiamo che l'anno scorso ogni posto occupato ce n'era uno vuoto, addirittura 2, e che era un calvario soltanto avvicinarsi. Abbiamo fatto lo stesso nei 2 anni passati, però è stato un sacrificio. Quest'anno il senso di liberazione, il senso anche di possibilità di incontro è stato più evidente. Abbiamo moltiplicato in maniera importantissima, più che raddoppiato gli appuntamenti e quindi la maggior parte dei quali sono stati seguiti. È un bilancio assolutamente positivo da un punto di vista della cultura, dal punto di vista dell'attenzione che c'è sul festival e dal punto di vista, il terzo non indifferente, delle relazioni umane. Chiudiamo con lo sport, l'Udinese batte anche l'Inter ed è sola in testa alla classifica almeno fino alla fine di Milan-Napoli, il posticipo di questa sera, prestazione sontuosa dei bianconeri, il servizio. Io credo che oggi sia stata fatta una grande partita, dall'inizio alla fine, con grande qualità, grande organizzazione, grande mentalità. Siamo andati subito alti a prendere l'Inter, abbiamo messo in difficoltà. Non era facile continuare a essere così intensi e stare in partita come siamo stati, perché quando vai sotto contro l'Inter dopo pochi minuti non era semplice, ma questa squadra sta dimostrando, è un punto su cui batto tutti i giorni, di pensare solo a noi, di pensare a quello che vogliamo fare in campo, e se abbiamo incominciato a cambiare passo come siamo capaci di fare, è stato sempre un martellamento continuo di andare a cacciare la palla in avanti, abbiamo pareggiato, il secondo tempo veramente la squadra
è stata sempre in avanti, ha creato tanto e meritatamente ha vinto la partita. Bene chi ha iniziato la partita, bene chi è entrato, questo è lo spirito che mi piace. E soprattutto questo atteggiamento di continuare a giocare quello che è il nostro calcio. Direi una vittoria strameritata, complimenti ai ragazzi veramente. Io credo che oggi veramente l'Udinese abbia fatto una grande partita dall'inizio alla fine, di intensità e anche di qualità, perché poi all'interno di questa squadra ci sono giocatori veramente bravi, che abbiamo creato tanto, abbiamo messo l'Inter alle corde, preso pali, i miracoli di Andanovic, abbiamo fatto 3 gol, cioè, avanti così perché oggi veramente i ragazzi encomiabili, veramente. Non vorrei passare per sempre da retorico, che non lo sono, ma sono stracontento, ci mancherebbe, festeggerò perché è giusto farlo per la soddisfazione che dà la classifica oggi, per la quinta vittoria, per aver vinto 3-1 contro l'Inter, però rimango sempre equilibrato e siamo molto soddisfatti, ma siamo all'inizio, quindi dobbiamo essere orgogliosi perché oggi l'Udinese ha dimostrato veramente di essere una squadra molto competitiva, con un'idea di calcio ben precisa. Ci riposiamo e poi, come sempre, penseremo a preparare la trasferta di Verona. E con le parole di mister Andrea Sottile terminiamo qui l'edizione del telegiornale di Telefriuli. Non cambiate canale perché la programmazione sulla nostra emittente televisiva è ancora ricca, sport e tanto altro ancora. Grazie per l'attenzione e arrivederci ai prossimi appuntamenti.